dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda la belva civile, mai arrendersi davanti alle cose che si possono cambiare. Il punto della settimana con Nicola Ottaviani. Perché la belva e perché soprattutto la belva civile? Perché ogni cittadino davanti alle ingiustizie, davanti alla politica intesa come vecchia maniera, davanti all'insicurezza, davanti alla richiesta di servizi dello Stato o davanti ad una tassazione iniqua, si sente davvero una belva. E allora la reazione quale dovrebbe essere? Quella di occupare le strade, le autostrade o le stazioni o incendiare le autovetture delle forze dell'ordine come vorrebbe fare una certa sinistra per paralizzare il paese, per portarlo magari nel caos? Assolutamente no. La reazione, quella composta, quella sana e soprattutto intelligente, ma anche ferma e qualificata, è quella di portare avanti le riforme nel nostro paese e nelle nostre istituzioni. Vediamo come. Milano 18 aprile ore 15 Duomo senza paura, niente filtro, padroni a casa nostra. Flussi fuori scala, scena critica dinamica, pressione urbana cresce in forma sistematica, una regia nella linea demografica, il caos si espande in maniera matematica. Strade segnano statistiche empiriche, non talk show ma esperienze umanistiche, libertà pratica, logiche civiche, non promesse cicliche, solite liriche. Senti il peso, senti il suono, stesso passo, stesso tono, non si perde la direzione, resta forte la visione. Confini, gestione strategica, linea geopolitica, scelta logica, perdi controllo, rotta demografica, paghi nel sociale, sfera economica, clima più teso, la gente lo registra, non serve report, lo leggi dalla vista, sicurezza base, condizione realista, la libertà non si perde di vista. Milano chiama, la piazza risponde, voce collettiva che rompe le onde, linea chiara, rotta precisa, senza controllo deriva improvvisa. 18 aprile, segna la data, questa è la voce, non viene fermata, senza paura, voce che guida. Padroni a casa nostra, casa nostra! Sotto il Duomo, Le vicende di cui ci occupiamo oggi sono vicende che attengono a questioni di carattere internazionale che hanno riverberi però diretti sulla nostra politica interna, sulla politica del nostro paese e soprattutto su quelle che sono le posizioni che vengono assunte da quelli che sono i principali interpreti della politica italiana. Ma vediamo con ordine che cosa è avvenuto. La vicenda delle ultime ore è quella relativa alla questione che riguarda in parte Berlino, ma che in realtà attiene a quelli che sono i rapporti tra l'Occidente e buona parte anche del mondo islamico. Perché che cosa avviene? A Berlino, durante quella che è stata l'ultima manifestazione, l'ultimo evento del Gay Pride, purtroppo c'è stato un assassinio da parte di un soggetto libanese di 21 anni, di origine libanese, ma cittadino tedesco a tutti gli effetti, che appartenendo comunque a quelli che sono profili di estremismo del mondo islamico, ha compiuto quella che poteva essere una epigone, quindi un inizio di una vera e propria strage. Soltanto una persona ci ha rimesso la vita, dopodiché le forze di polizia sono riuscite a braccare Abdul Balut, questo giovane di 21 anni, lo hanno intercettato e nel corso del conflitto a fuoco alla fine il terrorista islamico ne ha avuto la peggio. Ma quello che ci interessa andare a verificare è perché ancora una volta c'è questa recrudescenza da parte del mondo islamico, ma soprattutto quelli che sono gli estremisti del mondo islamico, quelli che sono convinti di portare avanti ancora in giro per il mondo la jihad, in un momento in cui la vicenda iraniana non è assolutamente risolta, nello stesso momento in cui ancora in questo momento tutto quello che riguarda lo stretto di Hormuz, tutto quello che riguarda il Medio Oriente fanno parte di situazioni davanti alle quali
il nostro paese continua ad essere estremamente prudente. Bene, tutto quello che può riguardare il conflitto tra civiltà, ammesso e non concesso che la nostra civiltà occidentale possa avere dinanzi a sé un'altra civiltà con la quale confrontarsi sotto il punto di vista della storia, sotto il punto di vista delle tradizioni, sotto il punto di vista del curriculum, se volessimo utilizzare, tanto per essere chiari, un termine lato sensu. Ebbene, tutto questo ha dei riverberi diretti su quella che è la vita di ogni giorno e chiaramente l'atteggiamento molto prudente che sta portando avanti in questo momento il nostro governo italiano e soprattutto la Lega rispetto alle vicende internazionali riguardano proprio quella che può essere la recrudescenza in giro per il mondo di fenomeni di estremismo o di fanatismo islamico che poi vanno a creare ulteriori situazioni di massima allerta e di massima criticità all'interno dei paesi dell'Unione Europea, e tra questi è chiaro che quelli più politicamente ed economicamente esposti rimangono la Francia, la Germania e l'Italia. Ora, quando anche in passato il centrodestra e la Lega hanno evidenziato la necessità che eventuali ingaggi sotto il punto di vista della bellicosità internazionale fossero legittimati comunque dalla NATO, per non parlare addirittura dell'ONU, e avevamo ragione, il centrodestra e la Lega avevano ragione, perché tutto quello che avviene fuori da questo perimetro, tutto quello che avviene per rincorrere anche alcuni nostri alleati di carattere internazionale su quello che può essere il palcoscenico militare internazionale, rischiano di mettere in crisi la sicurezza dei relativi popoli. L'Iran ha 94 milioni di persone che vivono all'interno delle varie città attorno a Teheran, ma soprattutto ha perlomeno 3 volte tanto, quindi ha forse 300 milioni di persone in giro per il mondo che si rifanno alla jihad islamica in molti casi, in altri casi invece ammettono come ci debba essere un confronto tra stati e soprattutto un confronto tra civiltà, per non parlare anche di quello che può essere il profilo della tolleranza religiosa. E però se tutto questo non viene discusso sui tavoli internazionali, se tutto questo alla fine fa alimentare sotto la cenere, fa covare quello che è il fuoco, ecco che la vicenda di Abdul Balut rischia di essere una delle tante vicende in giro per il mondo che possono riaprire situazioni omologhe, speculari, se non addirittura identiche a quella che dopo il crollo delle Torri Gemelle per tanti anni, per troppi anni, hanno costellato quella che è stata la storia e possiamo dire soprattutto la tragedia che è stata vissuta all'interno del nostro Occidente. Beh, in questo caso, e torniamo alla politica interna, non abbiamo visto un levarsi di scudi importante da parte della sinistra italiana e soprattutto da parte della Schlein, che evidentemente in modo molto timido continua a non mettere il dito all'interno della piaga, a non rilevare come il rapporto con una parte del mondo islamico, quello tanto per essere chiari estremista, quello della jihad, debba essere un rapporto chiaro e debba essere un rapporto senza se e senza ma, dove debbano essere necessariamente messi al bando e censurati coloro che non rispettano la religione altrui, che non rispettano soprattutto la civiltà del nostro Occidente. E sempre la Schlein è l'elemento di collegamento come sinistra e quindi anche come PD con l'altra vicenda, quella che si è consumata sulla questione ben nota, arcinota ormai, della tratta Lione-Torino a Chiomonte per quanto riguarda questa vera e propria vicenda di terrorismo nostrano. Sì, perché non stiamo parlando semplicemente di atti di manifestazione, come 100 l'ex parlamentare della sinistra qualche giorno fa
voleva farci credere andando in televisione e facendosi intervistare dappertutto. E sì, perché se si dice no, ma anche in questo caso abbiamo la libertà di manifestazione, e allora potremmo dire che anche sulla vicenda di Berlino, sulla vicenda del Gay Pride, Abdul Ballut ha portato avanti una sorta di dissenting opinion, una sorta di libertà di manifestazione al contrario, che arriva addirittura a far macchiare le mani di sangue. Ebbene, non abbiamo letto un rigo di distanza, di presa di distanza, non abbiamo letto nessuna presa di posizione vera, forte, autentica, e possiamo definirla anche istituzionale da parte della Schlein. Qualche timida presa di posizione c'è stata da parte del 5 Stelle, ma tutto questo è avvenuto all'indomani di quello che è stato l'intervento di Sergio Mattarella, che ha bollato come vero e proprio terrorismo questi atti di sopraffazione dello Stato. Abbiamo avuto che 124 agenti hanno avuto la peggio, 124 agenti delle forze dell'ordine, della polizia, carabinieri, guardia di finanze ed altri sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari, del pronto soccorso, alle cure e all'assistenza di quelli che sono i soggetti deputati a ripristinare le condizioni di salute, e 436 NOTAV sono stati identificati, 436, un plotone, potremmo definirlo quasi una brigata, perché di questo stiamo parlando. Ebbene, le scene che abbiamo visto e che sono state diffuse dalle telecamere presenti, da alcuni siti, sono scene di vera e propria guerriglia, che si traduce in atti di terrorismo, e perché quando vengono utilizzate le Molotov, quando vengono utilizzati addirittura dei mortai, quando vengono utilizzati dei piccoli lanciamissili fatti in casa, ma di questo stiamo parlando, quindi con ordigni che il nostro codice penale definisce ordigni addirittura micidiali, e quindi ci sono delle contestazioni di aggravanti specifiche nell'utilizzare queste armi improprie, di tutto si può parlare tranne che di libertà di manifestazione del pensiero. Se la Schlein insiste su questo aspetto, possiamo dire che si sta ponendo lei stessa fuori dell'ordine costituito, fuori di quello che è il perimetro costituzionale del nostro paese per quanto riguarda anche la possibilità di manifestare. Ma qual era il problema? Andarsene in giro magari il fine settimana per le strade di Torino, oppure occupare una piazza facendo le comunicazioni di rito, prima alla questura, alla prefettura, alle forze dell'ordine, e stare lì magari anche 24 ore a gozzovigliare, come spesso fanno questi personaggi, a tirare fuori anche magari qualche spinellone come Calomè della pace, perché poi loro hanno il culto anche delle sostanze stupefacenti leggere. Che tipo di problema poteva esserci? Nessun problema per le famiglie di 124 agenti delle nostre forze dell'ordine. E invece 124 famiglie nei prossimi giorni e nelle prossime settimane dovranno stare a fianco ai loro cari, a fianco ai loro agenti, per cercare di curarli, per cercare di ripristinare il senso di fiducia anche nei confronti dello Stato. E tutto questo per fare che cosa? Per fermare una linea sull'alta velocità che avvicina ulteriormente Torino a Lione, che avvicina ulteriormente due grandi democrazie come quella italiana e quella francese. Ma questo è un paese in cui la sinistra può continuare a ipotizzare di candidarsi per guidare lo Stato, per guidare le istituzioni. Bene, noi possiamo dirlo con molta franchezza, c'è tanto sicuramente da migliorare all'interno del nostro centrodestra. Si possono perfezionare alcuni meccanismi di carattere politico, amministrativo, ci mancherebbe altro, e poi chi non fa non sbaglia. Però se questa è la sinistra che dovrebbe candidarsi a sostituire il centrodestra nel nostro paese, un centrodestra che oggi è riuscito a far sì che l'Istat abbia pubblicato anche 15 giorni fa la statistica da cui viene fuori che da quando l'Istat è stato fondato abbiamo la percentuale più alta di occupati in Italia, superiore al 64%, abbiamo gli introiti all'interno dell'orario che sono introiti importanti, perché anzi, oltre un'impietosa previsione,
perché c'è stata finalmente la pacificazione, anche se non definitiva, ma comunque una pacificazione fiscale con i contribuenti che non riuscivano a mettersi in regola, contribuenti che dicono ma allora io a questo punto voglio ricominciare a contribuire a quelli che sono i bisogni dello Stato. Se è questa la sinistra che vuole sostituire un paese che lavora, un paese che produce, un paese che oggi ha un ruolo all'interno del tavolo dei grandi, anche e soprattutto per quanto riguarda i conflitti internazionali, potremmo dire allora che il centrodestra potrà guidare il nostro paese, potrebbe guidare il nostro paese per ancora più di qualche anno e forse più di qualche mezzo secolo. E l'ultima questione riguarda la vicenda, anche in questo caso che ha visto la latitanza totale da parte della vera sinistra, da parte della sinistra più autorevole, da parte della sinistra che può spendere qualche parola di tranquillità e soprattutto di pacificazione. Ci stiamo riferendo alla vicenda di Bologna, alla vicenda di Fakir. Ma sembra normale a noi che un sindaco, Lepore di Bologna, che stava avendo percentuali bassissime di gradimento per aver portato avanti il disastro sulla materia dei cantieri, per non essere riuscito a realizzare tutti gli obiettivi che con i soldi pubblici, con i soldi dell'Europa poteva realizzare sulla mobilità urbana, sui parcheggi, sul profilo ambientale, con uno degli indici di gradimento più bassi in assoluto registratisi nel corso degli ultimi anni, ma sembra normale che il sindaco Lepore, per cercare di scalare qualche posizione a livello di consenso, soprattutto nella sinistra estrema, dica ma sì, la vicenda ha bisogno di un ulteriore approfondimento per essere buoni. Sì, la vicenda di Fakir è stata una vicenda che in realtà dovrebbe vedere una vera parte offesa, che è Fakir, e non gli agenti delle forze dell'ordine, che anche in questo caso stanno per avere la peggio. Bene, il sindaco di Bologna e con lui anche tutto il PD probabilmente, quando cercano di far vedere i filmati e ne fanno vedere all'opinione pubblica soltanto alcuni, ma poi l'opinione pubblica riesce ad averli tutti. Ebbene, ce n'è uno che sta girando in queste ore che è molto indicativo. Ci sono gli agenti delle forze dell'ordine di Bologna che prima ancora di intervenire parlano per più di qualche minuto con Fakir, con il ragazzo che poi purtroppo in quella vicenda, per un profilo di fatalità, ha avuto il problema che è rimasto irrisolto e irrisolvibile anche attraverso l'ausilio dei sanitari. Ebbene, questi operatori delle forze dell'ordine cercano di parlare con lui per dissuaderlo rispetto alla possibilità di portare avanti attacchi o comunque tentativi di attacco nei confronti dei passanti, dei presenti su quella piazza, e purtroppo non vi sono riusciti perché il giovane Fakir aveva perso il controllo di se stesso. Ora, rispetto alla perdita di controllo, un tutore delle forze dell'ordine ha o non ha non solo il diritto, ma soprattutto il dovere di intervenire per ripristinare quello che è il profilo della pubblica incolumità, quello che è il profilo della pubblica sicurezza? E come si fa allora a dire no, ma mandiamoli sotto processo perché per una mera fatalità purtroppo il soggetto che aveva dato causa, che aveva dato origine a questo intervento della polizia, ci ha rimesso la vita? Ci mancherebbe altro. Davanti alla vita di un essere umano, noi il minimo che possiamo fare è pregare e avere la massima solidarietà con quell'essere umano. E però non è che poi possiamo dire che siamo tutti uguali e nella notte scura tutte le vacche sono nere. Non è che possiamo dire che poi andiamo ad assolvere completamente chi quel problema lo ha causato e andiamo a far finire sotto processo quelli che sono i tutori delle forze dell'ordine, che mettono a repentaglio la loro vita per pochi soldi quotidianamente, che sanno quando escono al mattino di casa e non hanno la certezza poi di rientrarvi. Ecco, possiamo capire che noi abbiamo un meraviglioso articolo 3 della Costituzione che parla di uguaglianza morale, materiale, fisica nel nostro paese, ma davanti al delitto, davanti al crimine, davanti alla necessità di fare ricorso a quelle che sono le leve della sicurezza, non possiamo dire di essere tutti uguali, e le parti offese non possono divenire imputate immediatamente a discapito di quelle che poi sono le necessità di tutelare l'ordine, la sicurezza e l'intera collettività. Quindi ancora una volta la sinistra
ed in primis il segretario Schlein hanno perso un'ottima occasione per dare dimostrazione di essere servitori di uno Stato che ancora oggi continuano a non riconoscere. Avete ascoltato La belva civile.